Ok, ragazzi, allora questo servirà poi più avanti. Questa è l'autostrada. Benissimo. Allora, ragazzi, continuiamo così. Vediamo se riesco a... Ecco, voglio spiegare un po' quello che sto facendo. Vorrei io fare una cosa del genere. Allora, creare un impianto autostradale, cioè un sistema autostradale disegnato in questa maniera. C'è un'autostrada principale che fa il giro alle città. Magari noi qua andremo a comprare anche questo lotto, a costruire qualcosa qui, qualcosa qui. E l'autostrada, diciamo, garantisce il trasporto di merci e anche, diciamo, le persone diciamo, possono passare da una città all'altra in questa maniera. Solo che qua abbiamo fatto una svolta troppo ripida, secondo me, Forse dovevamo allungare un po' questa, ma ormai abbiamo speso i soldi, non possiamo fare altro. Qua che è tutta sta storia? Che cosa c'è? Che cos'è? Perché? Che è questa cosa? Perché sono chiuse? Non ho capito. Abbandonate. Ma un attimo, subito abbandonate. Non trovano persone, abbandonate. Un attimo, stavo costruendo un'altra cosa. Via di qua, via di qua, via di qua. Guardate un po', ma dai. Niente, la domanda residenziale è aumentata drasticamente. Adesso noi... Che scatole ogni volta. Questa nebbia. Potevano eliminarla la nebbia. Oh. Sì, lo so. Un attimo. Allora, portiamo avanti queste strade. Non ho capito perché alle persone non piace l'autostrada. Dovrebbero essere contenti di avere degli svincoli così ben organizzati. Allora, mettiamoci qua. Un po'. Purtroppo qua il territorio è quello che è. Scosceso. Che cos'è questo? Ah, ok. Nuove aree residenziali, ragazzi. Arriveranno nuove persone per dare aiuto alla nostra economia, che ha bisogno necessariamente di nuovi lavoratori. Rottura di scatole, che ogni volta dobbiamo portare i tubi dell'acqua. Però ovviamente abbiamo detto che a livello di realisticità ciò contribuisce parecchio, e che a volte me lo dimentico e poi le persone lasciano le case per questo motivo. Allora, meno male che abbiamo messo quelle centrali, così adesso almeno quella zona sì è inquinata. Però non abbiamo problemi di energia in queste zone. Anche a livello autostradale possiamo costruire e non abbiamo problemi. Ok. I tubi dell'acqua. Meno male che qua c'è la zona di pompaggio principale, che ci può dare una mano, e possiamo sempre collegarci alla zona di raccolta senza bisogno di fare grandi spostamenti. Allora, zona residenziale attiva. Arriveranno adesso nuove persone. Quindi, ragazzi, ecco qua, questa è la nostra autostrada. Potete vedere con vari ponti e cavi che si collegano da una parte e dall'altra. Ecco, appunto, guardate che forte quando si illuminano i ponti. Ecco qua, quindi la mia idea era questa. Magari qua le persone avranno bisogno di prendere l'autostrada immediatamente qua. E allora cosa c'è qua? Uno svincolo autostradale che tramite una rampa li fa entrare. Ecco, una cosa del genere. Vedete un po'? Persone che hanno bisogno di prendere l'autostrada salgono di qua, ecco qua, devono andare al lavoro. Invece di prendere la classica strada statale, diciamo così, percorrono il ponte e arrivano subito dall'altra parte. Ecco qua, svincolo qui, che si arriva subito alla zona industriale. Ecco, e la stessa cosa faremo poi più avanti, quando costruiremo qua in alto, e li aiuteremo in questa maniera. Un po' ho sbagliato qua, ho messo un angolo di curva abbastanza elevato, e che potete vedere, forse dovevo curvare prima che curvare così all'improvviso. Qua a quanto si dovrà andare? A 20 km orari per percorrere questa curva. Però ormai l'ho fatto. Poi appena avrò un sacco di soldi vedrò di farlo, di migliorare. Allora, a livello residenziale ci siamo. Un po' a livello di negozi perdiamo qualcosa. Ecco, dobbiamo creare una zona commerciale, diciamo un centro commerciale abbastanza grande. E dove lo facciamo? Lo facciamo al centro. Facciamo un bel centro commerciale, ragazzi, in questo punto. Ecco qua. Così gli svincoli autostradali si fermeranno anche in questa zona. Ok. Una sorta di centro commerciale gigantesco per dare alle persone la possibilità di comprare. Perché? Spazio già occupato. Vabbè. Allora, qui che cosa abbiamo? Cosa sono questi? Tavoli da picnic. Sì, allora facciamo così. Volevo fare una cosa più carina. Tagliamo qua. Un po' più avanti. Sta piovendo, Allora,
Large playground. Allora mettiamo ecco qua. Uno qua. Pure energia vuole. Ecco qua. Il giardino giapponese. E un secondo, ragazzi. Questo cos'è? Ah, ecco. Basketball court, cioè il campo da basket. Gli mettiamo anche una piazza per i picnic. E più avanti ancora il giardino botanico. Magari qui. Tutto accompagnato da edifici commerciali. Ecco qua. Ottimo. Ovviamente la corrente qua come la portiamo? L'acqua la portiamo facilmente perché possiamo allacciarci qui. Ma che sono questi? Che sono gabbiani? Ok, uno qua. Perfetto. Questi punti di allaccio li lasciamo liberi, ci serviranno poi più avanti. Energia. Qua, ragazzi, la dobbiamo portare, tutti mi hanno detto, i tralicci, no, toglili. Qua, dobbiamo portarli, per forza. Se no, non abbiamo nulla in aiuto. Qua però c'è l'autostrada, i tralicci. Ah, sì, si possono anche fare, perfetto. Però, sottoterra non possiamo portarli. E allora, che facciamo? Ci congiungiamo qua. Passiamo fin qui. Ma è bruttissimo però vedere tutta questa linea. Dobbiamo fare... Vediamo un po' se possiamo oltrepassare l'autostrada. Ma è enorme. Ah, sì, possiamo. Possiamo. Ma... Vediamo se funziona. Ok. È arrivata la corrente? Perfetto. Ancora! Rottura di scatole. Ma 2 ne ho collocate di scariche. Dai, dove devo mettere l'altra? No, siamo connessi benissimo. Ancora, qua abbandonano le case. Per la spazzatura. Ma rendetevi conto. Ma io che posso fare? Ah, volete vedere che vi metto una discarica qua accanto a voi? 2 ne ho messe. Cosa devo fare di più? Delle case che hanno abbandonato questi stupidi per la spazzatura. Va bene, facciamo così. Qua che dicono? Allora, qua stanno usando al massimo di camion. Qua è piena. E allora che cosa ho fatto? Ah, sta svuotando, penso. Vediamo. Forse ha svuotato un po'. Vediamo un po', vediamo. Ah, ho capito. Vabbè, qua tutti hanno abbandonato. C'è una cosa. Empty building, cioè another facility. A che serve questo tasto? Ah, sta svuotando. Qua ovviamente che dicono? Non ci sono lavoratori. Come no? E allora, tutte queste industrie sono chiuse. Cercano lavoratori, ragazzi. Dobbiamo ampliare la zona residenziale. La zona commerciale ormai è ultimata. Allora, facciamo una bella cosa. Vediamo di aggiungere qua una nuova zona. Hanno tutti questi problemi con la spazzatura. Se non facciamo qualcosa di meglio, facciamo così. Allora, mettiamo una nuova discarica qua, per esempio, in questo punto. Dov'è? Discarica. Ecco. Lo so, ma così la finiamo. Ecco qua. Nuova discarica pronta. Cos'è questo? Relocate. No. Allora, e così vediamo se possiamo stare tranquilli. Ecco, qui perfetto, stanno diminuendo. Benissimo. Tiriamo un'altra retta.
Ottimo lavoro. Nuove residenze. Dobbiamo aumentare, ragazzi, il numero di lavoratori per le industrie. So che è brutto vicino alla discarica, però qualcuno la deve purtroppo vedere. Non è la possiamo mettere nascosta. Ecco, perché se la mettiamo troppo nascosta poi i camion non arrivano e basta. Qua, ragazzi, stiamo cercando di costruire, ma è una zona difficile. Potete vedere ci sono parecchie insidie, però lo stesso cerchiamo di costruire ovunque. Qua nuove zone residenziali in aiuto alla nostra industria. Portiamo l'acqua immediatamente. Ottimo. Che succede? Allora, qua che stiamo facendo? Che è questa? La spazzatura. Qua problemi di spazzatura li stiamo rimuovendo. Ok, guadagniamo soldi. Ma l'autostrada la usa qualcuno? Vediamo un po'. Perché non la usano? Forse ho sbagliato qualcosa? Ah, questa è una rampa di uscita, forse. Vediamo. È una rampa di uscita? Questo cos'è? Vabbè, è forte. Però come si fa? Forse ho sbagliato qualcosa. Vediamo un po'. Vediamo. Ecco. Forse è questa? Sì, perché ora che vedo qua è solo d'uscita questa rampa. È di uscita. E invece di qua c'è anche l'entrata, mi pare. Vediamo. Sì, dovrebbe esserci anche l'entrata. Vediamo qua se c'è il segnale. Sì, sì, la precedenza e tutto il resto. Ok. Vediamo di farla anche qua. Ok. Vediamo se funziona. Ecco ragazzi, funziona, perfetto, girano le macchine. Quindi questa è una rampa. Questa è d'entrata. No, sì, questa è d'entrata, questa è d'uscita. Sì, ho capito, perfetto. E quindi le persone entrano di qui. Qua magari facciamo qualche altra entrata. Magari... No, magari no. Ehi, qua che succede? Subito. Ma guardate quello che è successo. Mettiamo una bella strada subito qua. Pausa. Ho detto pausa. Perché questo tasto non funziona? Benissimo. Allora, ovviamente qua mi sono dimenticato di collegarla con il resto di tutto. E allora facciamo così. Portiamo una strada a 6 corsie dritta qui. A livello... Ecco. Mettiamo anche un nuovo camioncino dei pompieri, che credo sia questo. Anzi, una stazione di polizia per prima cosa. Qui. E un camion dei pompieri qui. Ho lasciato i posti. Così questi problemi diminuiscono. Allora. E adesso, no. Vediamo di distruggere ciò che è stato abbandonato. Qua dobbiamo fare davvero tanto lavoro di distruzione e ricostruzione. Ma tanti cercano ancora lavoratori. Ok. Allora ragazzi, nuove residenze. Ah, qua c'è la discarica, ok. Ci stiamo riempiendo. L'autostrada funziona, vero? Perfetto. Facciamo un altro svincolo che porti direttamente alla zona commerciale. Tipo, no, qua non possiamo. Ecco, qua arrivano. Però volevo fare tipo un'altra cosa, tipo uno svincolo in queste condizioni. Qua, ecco. Magari così, guardate, una cosa tipo possiamo girare. Ecco, prendiamo. Oh, perfetto.
Ok, nuova città. Va bene, va bene. Volevo... Cos'è questa? La strada posso disegnare io. No. No. Cos'è questo? Elevation step. Ah, upgrade road addirittura. Ah, curved road. Perfetto. Ah, ok, quello che volevo. No, 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 non funziona così. Non funziona così. Curved road, partiamo di qua. La curva la voglio qua, ecco. Oh, questo volevo io, perfetto. In modo tale da aiutare le persone anche a entrare e uscire in questo modo. Poi ci sono i caselli pure, no? Che c'è scritto qua. Guardate che forte. Ok, abbiamo 183.000 dollari. Le persone stanno arrivando. Qua la zona è... Ole, qua che succede? Siamo pieni e allora svuotiamo. Qua che è stop emptying. Basta. Siamo pieni. Allora, vediamo se possiamo... Oh, finalmente. Questo ragazzi è importantissimo. Lo posizioniamo che è l'impianto di incenerimento. Invece di raccogliere, bruciamo la spazzatura e siamo tranquilli. La mettiamo proprio qua. Questa è una zona ragazzi completamente industriale. Non dà fastidio alle persone che vivono nelle residenze. Zone industriali esistono, dobbiamo per forza crearle, se no. Però è importante collocarle lontano dalla città, molto lontano. Infatti potete vedere che sono lontanissime. Qua cosa c'è qua? Vediamo un po'. Ecco, qua ci sono delle case, ma sono proprio accostate alla prima zona. Poi le case vanno... Ecco, qua tutta la zona residenziale è tranquilla. Qua sono proprio isolati per i fatti loro. Allora, distruggiamo. C'è sempre una richiesta residenziale e purtroppo qua i pompieri non riescono ad arrivare. Allora mettiamo un nuovo camioncino, una nuova stazione dei pompieri qui. Polizia non c'è bisogno. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un video un po' lungo, forse usciranno 2 video. Abbiamo fatto parecchie cose. Molti consigli ragazzi dovete ancora postarmeli. Intanto ho cercato di contribuire. Intanto qua c'è il furgoncino di Homer Simpson che corre. Eccolo qua. Quindi la mia idea è questa: un'autostrada principale con vari svincoli che dà modo alle persone di entrare e uscire per velocizzare un po' tutto. Poi quando continueremo ancora a costruire qui gireremo e andremo avanti. Comunque spero questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.